Salve a tutti, quest'oggi nell'ambito dell'anno internazionale della luce parleremo dei collegamenti via EME. Io sono Gino, Italia Kilo 8, Quebec Mike. Allora, che cosa si intende per collegamenti via EME? Allora, EME è un acronimo che sta per Earth, Moon, Earth, cioè Terra, Luna, Terra. Che cosa significa? L'idea è questa di inviare un segnale radio da una stazione presente sulla Terra, sulla superficie terrestre. Il segnale radio viaggia fino a raggiungere la Luna riflette tale segnale che torna indietro e può essere ricevuto da un'altra stazione distinta dalla prima, posta sempre sulla superficie terrestre. Qual è l'utilità di fare una cosa del genere? L'utilità è la stessa che si ha ogni volta in cui c'è la necessità di collegare una stazione sulla Terra posta a grande distanza e soprattutto una stazione per la quale la curvatura della superficie terrestre rappresenta un ostacolo. Come sappiamo, per esempio, i collegamenti in onde corte in HF sono possibili perché la ionosfera per tali frequenze ha un potere riflettente, per cui un segnale può essere riflesso dalla ionosfera e quindi ricevuto da un'altra stazione posta molto distante dalla stazione trasmittente, nonostante sia presente l'ostacolo della curvatura terrestre. No, perché appunto il segnale radio compie un percorso che non è più rettilineo, vista la presenza della ionosfera che opera questa riflessione, e quindi il segnale trasmesso può essere ricevuto anche a grande distanza nonostante la curvatura terrestre. Ebbene, l'idea è esattamente la stessa. Ci sono frequenze per le quali la ionosfera non ha questo potere riflettente. Immaginiamo per esempio alle frequenze, quindi non stiamo più in HF, ma pensiamo anche a frequenze molto più elevate, le VHF, o anche addirittura ci possiamo spostare nel campo delle microonde, quindi per esempio frequenze di gigahertz. Noi possiamo inviare un segnale, il segnale può essere riflesso dalla Luna e tornare indietro sulla Terra, e quindi può essere ricevuto anche da un'altra stazione posta molto distante. Quindi, diciamo, i collegamenti via EME diventano utili per quelle frequenze per le quali la ionosfera non esercita più un'azione riflettente, e quindi nonostante questo sono possibili lo stesso i collegamenti oltre l'orizzonte, cioè i collegamenti con stazioni per le quali la curvatura della superficie terrestre non permetterebbe la ricezione di un segnale in linea retta. Bene, ora per comprendere quali siano le caratteristiche che manifesta un segnale radio riflesso dalla Luna, una prima cosa che dobbiamo chiarire è quale sia la distanza che separa la Terra e la Luna, la quale quindi sarà la distanza che il segnale deve percorrere per raggiungere la Luna, e poi sarà anche la distanza che lo stesso segnale deve percorrere per tornare indietro dalla Luna verso la Terra. O meglio, il segnale riflesso deve percorrere per tornare indietro dalla Luna alla Terra. Allora, diciamo che questa distanza non è costante nel tempo. Perché? Perché l'orbita lunare non è un'orbita circolare, ma è un'orbita ellittica. Ora, diciamo che tipo di moto compie la Luna intorno alla Terra? Per effetto della gravitazione, la Luna percorre un'ellisse intorno alla Terra in un tempo che è pari a circa 27 giorni e 7 ore. Questo tempo, che chiamiamo mese siderale per essere precisi, è l'intervallo di tempo in cui realmente la Luna percorre un'orbita completa, un'ellisse, ed è anche l'intervallo di tempo in cui la Luna ci sembra tornare nella stessa posizione se confrontiamo tale posizione con le stelle della volta celeste, della sfera celeste che noi consideriamo fisse. Spesso viene considerato un altro intervallo di tempo, detto mese lunare o mese sinodico, ed è l'intervallo di tempo tra un novilunio e un altro.
Questo intervallo di tempo dura 29 giorni e 12 ore circa, però diciamo non è il reale intervallo di tempo che la Luna impiega a percorrere un'orbita, perché nel mese sinodico, in questo intervallo di tempo che a noi ci appare, intervengono anche i moti relativi tra insomma la Terra e la Luna e la Terra e il Sole, e quindi insomma dipende anche dall'illuminazione del Sole, per cui diciamo questi 29 giorni e 12 ore, che sono appunto il mese sinodico, non sono il reale intervallo di tempo in cui la Luna percorre un'orbita. Quest'orbita quindi è un'orbita ellittica, e per cui la distanza Terra-Luna non è la stessa durante tutta quest'orbita, ma ci sarà un punto di maggiore vicinanza in cui la distanza è minore, e tale punto è detto perigeo. Quando la Luna è al perigeo, la distanza Terra-Luna raggiunge il minimo è di 363.000 km. Ci sarà invece un altro punto in cui la distanza Terra-Luna è massima, e tale punto è detto apogeo. In tale punto la distanza Terra-Luna è pari a circa 406.000 km. C'è poi una distanza media Terra-Luna, se consideriamo appunto il variare di questa distanza, ci sarà un valore di distanza media, il quale è pari a 385.000 km. Bene, e quali sono le conseguenze del valore della distanza Terra-Luna sulle caratteristiche del segnale ricevuto? Allora, una prima conseguenza molto evidente è il ritardo temporale, cioè il segnale riflesso viene ricevuto sulla Terra con un ritardo di 2 secondi, anzi più di 2 secondi rispetto al segnale trasmesso. Per quale motivo? Per un motivo molto semplice. Allora, le onde radio, così come la luce, nel vuoto viaggiano a 300.000 km al secondo. Questo valore di velocità della luce è indicato con C. Bene, e allora consideriamo per esempio la distanza media Terra-Luna, che vale 385.000 km. Allora, il segnale viene trasmesso dalla stazione trasmittente sulla superficie terrestre, compie il percorso di andata verso la Luna e quindi compie un primo percorso di 385.000 km. Raggiunge la Luna, viene riflesso e percorre quindi nel percorso di ritorno altri 385.000 km fino ad essere ricevuto. Ma 385.000 km all'andata più 385.000 km al ritorno fanno 770.000 km, quindi circa 800.000 km. E allora è evidente che se la velocità del segnale radio è 300.000 km al secondo, per coprire una distanza di circa 800.000 km occorrono più di 2 secondi. Ed è questa la semplice ragione per cui si osserva il ritardo temporale. Questo ritardo temporale è mostrato in un video molto popolare presente su YouTube, girato ad opera della stazione HB9Q, in cui l'operatore trasmette e riceve il suo stesso segnale il suo stesso segnale, ascoltando la sua stessa voce con un ritardo appunto di 2 secondi, di più di 2 secondi. Guardiamone un pezzo. 1, 2, 3, testing. 1, 2, 3, test Hotel Bravo 9 Quebec. Un'altra conseguenza estremamente importante della distanza che separa la Terra e la Luna è rappresentata dall'attenuazione, quella che poi si chiama attenuazione di tratta, con cui il segnale riflesso dalla Luna viene ricevuto sulla Terra. Allora, cerchiamo di capire a cosa è dovuto questo fenomeno e soprattutto come il modo in cui va interpretato. Allora, di certo non va interpretato come un'attenuazione dovuta a perdite di energia in una linea, come avviene in un cavo coassiale, perché nello spazio vuoto non ci può essere dissipazione di energia. E allora vediamo come lo dobbiamo interpretare.
È esperienza comune il fatto che se abbiamo una sorgente radio, più ci allontaniamo da essa, più il segnale ricevuto ci appare debole. La stazione ricevente più si allontana dalla stazione trasmittente, più riceve debolmente il segnale, nel senso che raccoglie meno potenza ai morsetti dell'antenna ricevente. Come si spiega questa cosa? Beh, con un fatto molto semplice. Insomma, la stazione trasmittente trasmette con una certa potenza, questa potenza viene trasportata dall'onda. Allora, se noi consideriamo il fronte d'onda in espansione, il fronte d'onda sarà una superficie sferica che si espande in tutte le direzioni. Ora, la potenza trasportata dal fronte d'onda è sempre la stessa, però questa superficie sferica, man mano che l'onda si propaga, si espande sempre di più. Di conseguenza, la potenza è la stessa, ma quello che va a diminuire è la cosiddetta densità di potenza, cioè potenza per unità di superficie. Perché? La potenza su tutta la superficie sferica è complessivamente la stessa, ma questa superficie sferica, il fronte d'onda, si allarga sempre di più. Allora questa stessa potenza si deve distribuire su una superficie sempre più grande, man mano che l'onda si propaga e quindi man mano che il fronte d'onda si espande. E quindi questa densità di potenza diminuisce sempre di più man mano che ci allontaniamo dalla stazione radiotrasmittente, quindi dalla sorgente. Ed ecco che, poiché la densità di potenza diminuisce, una stazione ricevente raccoglie sempre meno potenza man mano che si allontana dalla stazione trasmittente, proprio perché appunto è diminuita la densità di potenza e quindi diminuisce la potenza raccolta ai capi ai morsetti dell'antenna ricevente. Allora, questo fenomeno, come insomma si verifica, come nostra esperienza comune, il fatto che noi ci allontaniamo da una stazione radio e riceviamo il segnale sempre più debolmente, è chiaro che si manifesta anche per i collegamenti via EME. Se il segnale radio per collegamenti via EME nel suo tragitto di andata e ritorno dalla Terra alla Luna e poi dalla Luna nuovamente verso la Terra percorre complessivamente 800.000 km, è evidente che insomma, il segnale riflesso che si va a ricevere sarà molto indebolito. Ora, in questa tabella sono indicati dei valori, appunto i valori di questa attenuazione che, come abbiamo detto, si chiama attenuazione di tratta. Non so, per esempio leggiamo che quando la Luna è al perigeo per un segnale alla frequenza di 432 MHz abbiamo un'attenuazione di tratta di 261 dB, che significa che il segnale ricevuto è attenuato di circa 10 alla 26 volte, precisamente 10 alla 26,1 volte. Si osserva, allora vedremo adesso bene come si interpreta esattamente il significato di questi valori che vediamo scritti in questa tabella. Però adesso cominciamo a dire una cosa: si osserva che questa attenuazione, che insomma i cui valori sono indicati in questa tabella, dipende ovviamente dalla distanza, come abbiamo detto, tant'è vero che, come possiamo osservare, l'attenuazione che qui è indicata è maggiore all'apogeo, è maggiore quando la Luna si trova all'apogeo, perché chiaramente quando la Luna si trova all'apogeo il segnale deve percorrere una distanza maggiore per andare e tornare e quindi si attenua di più. Invece l'attenuazione è minore quando la Luna è al perigeo, perché Terra e Luna sono più vicine e quindi il segnale deve percorrere meno distanza. E poi un'altra cosa che insomma lì per lì può sembrare poco intuitiva è che questa attenuazione dipende anche dalla frequenza. Come si può vedere in questa tabella, l'attenuazione insomma aumenta, il segnale diventa più debole, diciamo, l'attenuazione aumenta all'aumentare della frequenza. Questo è assolutamente antintuitivo. Perché? Perché uno dice: ma se insomma io trasmetto con una certa potenza, la potenza associata all'onda che si espande e quindi la potenza associata all'onda che si propaga, cioè al fronte d'onda che si espande, è sempre la stessa. Quindi a parità di distanza la densità di potenza non dipenderà dalla frequenza, perché la densità di potenza dipenderà soltanto appunto da quanto si è espansa la superficie sferica, il fronte d'onda.
Come si spiega che in questa tabella sono riportati valori che dipendono anche dalla frequenza? Bene, adesso lo spieghiamo per bene. Comincio ad anticipare che interviene un fattore molto importante chiamato, una caratteristica molto importante delle antenne chiamata area di cattura. Vediamo un poco di che cosa si tratta. Allora, diciamo innanzitutto che proprio per quanto detto poco fa, ogni volta che abbiamo un segnale radio, in un certo punto in cui giunge questo segnale radio, possiamo considerare un valore di densità di potenza di questo segnale, proprio perché ogni volta che c'è un'antenna trasmittente c'è sempre un fronte d'onda che si espande e quindi, come abbiamo detto prima, abbiamo, man mano che l'onda si espande, una certa densità di potenza che va a diminuire. Ora va a diminuire all'aumentare della distanza. La densità di potenza si misura in watt al metro quadro, si scrive watt linea di frazione metro quadro, watt su metro quadro si dice anche, perché è una potenza per unità di superficie e rappresenta l'intensità con cui giunge il segnale nel punto considerato. Ora però che succede? Come sappiamo, quando un segnale radio incide su un'antenna ricevente, noi ai capi di quest'ultima raccogliamo una certa potenza, ma un qualunque segnale radio incidente è caratterizzato da una certa intensità, quindi da una certa densità di potenza. Se noi invece ai capi dell'antenna ricevente raccogliamo una potenza, questo significa che all'antenna ricevente è associata, a una qualunque antenna ricevente è associata una certa superficie, diciamo, possiamo considerare è come se ci fosse una superficie che raccoglie questa potenza che noi otteniamo ai morsetti. Facciamo un esempio. Immaginiamo di avere un segnale radio con un'intensità o densità di potenza, che dir si voglia, di 0,1 watt su metro quadro, watt al metro quadro. Se noi ai capi dell'antenna, ai morsetti dell'antenna, raccogliamo una potenza di 0,3 watt, possiamo dire che è come se ci fosse una superficie di 3 metri quadri che raccoglie questa potenza associata all'antenna ricevente. Perché? Perché abbiamo detto che la densità di potenza è 0,1 watt al metro quadro. Quindi per ogni metro quadro noi dovremmo avere 0,1 watt. Se invece noi ai morsetti dell'antenna ne raccogliamo 0,3 di watt, quindi il triplo, e vuol dire che è come se ci fosse una superficie di 3 metri quadrati associata all'antenna, e questa superficie, diciamo, come se ci fosse questa superficie che raccoglie la potenza che noi otteniamo, la potenza disponibile ai morsetti. Bene, questa superficie che noi possiamo considerare viene detta area di cattura o area efficace dell'antenna. Vediamo come quindi essa rigorosamente è definita nel modo seguente. L'area di cattura o area efficace di un'antenna ricevente è quella superficie necessaria affinché dall'intensità del segnale che incide su questa antenna ricevente si ottenga proprio la potenza raccolta ai morsetti dell'antenna, e quindi è uguale a potenza raccolta ai morsetti dell'antenna diviso intensità del segnale che incide su di essa. Ora, una cosa molto importante da chiarire è che in generale l'area di cattura di un'antenna non è correlata ad alcuna area fisica, ma è semplicemente una superficie definita matematicamente in base alla potenza che si raccoglie ai morsetti dell'antenna a seconda dell'intensità del segnale ricevuto. E poi, insomma, l'area di cattura non è correlata neanche ad altre caratteristiche geometriche dell'antenna, tipo per esempio la lunghezza. Quello invece a cui l'area di cattura è correlata è il guadagno dell'antenna, cioè la capacità dell'antenna di amplificare il segnale ricevuto in una certa direzione. Si ha che l'area di cattura risulta proporzionale al guadagno dell'antenna, cioè più aumenta il guadagno, più aumenta l'area di cattura. C'è un solo caso particolare in cui
l'area di cattura di un'antenna è correlata ad una superficie, ad un'area fisica, e si tratta del caso delle antenne con riflettore parabolico. In tal caso si ha che l'area di cattura risulta direttamente proporzionale all'area della bocca di apertura del paraboloide, che è un'area fisica, dove per area della bocca di apertura intendiamo area del cerchio che delimita il paraboloide, e si ha area di cattura dell'antenna con riflettore parabolico uguale a un coefficiente epsilon che moltiplica l'area della bocca di apertura del paraboloide. Questo coefficiente epsilon si chiama efficienza d'apertura. In realtà però il caso che ci interessa maggiormente in questo nostro discorso è il caso delle antenne isotrope. Allora, che cos'è un'antenna isotropa? Un'antenna isotropa è un'antenna che irradia esattamente con la stessa intensità in tutte le direzioni. In realtà un'antenna isotropa è un oggetto ideale, perché poi nessuna antenna nel mondo reale, nessuna antenna risulta perfettamente isotropa. Comunque si dimostra che l'area di cattura di un'antenna isotropa vale lambda quadro diviso 4π. Allora, lambda è la lunghezza d'onda, π greco è la famosa costante matematica, no, 3,14, quindi 3,14. Quindi l'area di cattura di un'antenna isotropa è uguale alla lunghezza d'onda al quadrato diviso 4 per 3,14. Si può verificare che l'area di cattura di un'antenna isotropa, questo valore, lambda quadro diviso 4π, corrisponde all'area di un cerchio la cui circonferenza misura esattamente lambda. Bene, è molto facile, come sappiamo, ricavare la lunghezza d'onda conoscendo la frequenza. C'è una correlazione ben precisa. La lunghezza d'onda lambda espressa in metri si ottiene dalla frequenza espressa in megahertz facendo 300 diviso f, diviso la frequenza espressa in megahertz. Attenzione però, questa formula vale nel vuoto. In un mezzo diverso dal vuoto la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche può essere diversa, e quindi il 300 che sta al numeratore non va più bene. Allora facciamo un esempio preciso. Consideriamo un segnale a 432 MHz, quindi supponiamo che la frequenza valga 432 MHz. Allora, quanto vale la lunghezza d'onda? La lunghezza d'onda espressa in metri, in base a quanto detto prima, dobbiamo fare 300 diviso 432, e quindi otteniamo che la lunghezza d'onda lambda vale 0,694 metri, cioè 69,4 cm. Del resto sappiamo che la banda dei 430 MHz, la banda radioamatoriale dei 430 MHz è detta banda dei 70 cm. È chiaro quindi che a 432 MHz dovevamo aspettarci un valore di lunghezza d'onda, insomma, prossimo ai 70 cm, infatti abbiamo ottenuto 69,4 cm. Bene, allora quanto vale l'area di cattura di un'antenna isotropa per la frequenza, alla frequenza di 432 MHz? In base a quanto detto prima dobbiamo fare lambda quadro diviso 4π, quindi 0,694 metri al quadrato diviso 4 per 3,14. Quello che otteniamo è che l'area di cattura dell'antenna isotropa a questa frequenza vale 0,0383 metri quadri. Perfetto, torniamo adesso alle tabelle che avevamo visto prima. Allora, chiarito il concetto di area di cattura e chiarito cos'è un'antenna isotropa, possiamo finalmente comprendere pienamente il significato di queste tabelle. Allora, abbiamo detto per esempio prima, no, che se la Luna è al perigeo a 432 MHz con un segnale trasmesso via EME, il segnale che poi viene ricevuto a terra ha un'attenuazione di 261 dB, cioè praticamente è attenuato di 10 alla 26,1 volte. Ma esattamente che cosa significa? Significa questo: significa che se io prendo un'antenna isotropa e trasmetto con una certa potenza, quindi in fase di trasmissione, diciamo, faccio irradiare all'antenna una certa potenza, il segnale si irradia isotropicamente, raggiunge la Luna, viene riflesso dalla Luna. Quando vado
a ricevere il segnale riflesso dalla Luna con la stessa antenna isotropa, io ai morsetti dell'antenna troverò una potenza, raccoglierò una potenza che è 10 alla 26,1 volte minore rispetto al valore con cui ho trasmesso. Quindi questo significa un'attenuazione di 261 dB, come dicevamo prima. Perché poi in queste tabelle troviamo, come accennavamo, che l'attenuazione dipende anche dalla frequenza? Perché? Perché, come detto in precedenza, è vero che la densità di potenza di un segnale non cambia al variare della frequenza, quindi praticamente, perché come dicevamo il fronte d'onda si allarga, se la potenza associata al fronte d'onda ha un valore preciso, man mano che insomma la sfera si allarga sempre di più, la potenza complessiva sulla superficie sferica è sempre la stessa, però diciamo la densità di potenza diminuisce con la distanza. Ed è vero che questa densità di potenza non cambia con la frequenza, ma quello che va a cambiare è l'area di cattura dell'antenna isotropa. All'aumentare della frequenza, l'area di cattura dell'antenna isotropa diminuisce e ciò farà sì che ai morsetti dell'antenna isotropa si raccolga meno potenza. Quindi ecco svelato il mistero. Per esempio, se invece l'antenna isotropa noi usassimo un'antenna con riflettore parabolico, come abbiamo detto, in tal caso l'area di cattura è correlata ad un'area fisica e quindi in tal caso l'area di cattura non dipende più dalla frequenza, supponendo che l'efficienza d'apertura resti costante. E quindi se usassimo l'antenna parabolica, l'antenna con riflettore parabolico, la potenza raccolta ai morsetti non dipenderebbe più dalla frequenza. Tuttavia, è conveniente come riferimento utilizzare l'antenna isotropa. E perché conviene adoperare come riferimento proprio l'antenna isotropa? Beh, perché indubbiamente col suo comportamento uniforme in tutte le direzioni rappresenta il modello più semplice che noi possiamo considerare e quindi il riferimento più facile che possiamo adottare. E allora quando noi dobbiamo indicare il guadagno G di un'antenna in una certa direzione, cioè la sua capacità di amplificare i segnali in quella direzione di G volte, ci possiamo riferire all'antenna isotropa. Che cosa significa quindi che un'antenna in una certa direzione presenta un guadagno G? Significa che in ricezione o anche in trasmissione, perché il guadagno in ricezione e in trasmissione, come sappiamo dal principio di reciprocità, è uguale, che rispetto a quanto accadrebbe con un'antenna isotropa, in tale direzione i segnali risultano amplificati di G volte. Tra l'altro, come abbiamo detto in precedenza, l'area di cattura di un'antenna risulta proporzionale al guadagno, cioè aumenta all'aumentare del guadagno. Ed infatti, se un'antenna presenta un guadagno G in una certa direzione rispetto all'antenna isotropa, allora la sua area di cattura in quella direzione si ottiene moltiplicando l'area di cattura dell'antenna isotropa per G. E quindi l'area di cattura di questa antenna nella direzione considerata è uguale a G che moltiplica lambda quadro su 4π. Allora non so, supponiamo che un'antenna direttiva, non so, per esempio questa Yagi che mostrate in figura, supponiamo che in una certa direzione presenti un guadagno di 18 dB. 18 dB significa che i segnali vengono amplificati di 10 alla 1,8 volte. Allora, per ottenere l'area di cattura di questa antenna nella direzione considerata, non dovremo fare altro che prendere l'area di cattura di un'antenna isotropa, lambda quadro su 4π, e moltiplicarla per 10 alla 1,8. Quindi l'area di cattura di questa antenna nella direzione considerata sarà uguale a 10 alla 1,8 che moltiplica lambda quadro su 4π. Per esempio, se questa antenna direttiva opera a 432 MHz e presenta questo guadagno di 18 dB a 432 MHz,
In precedenza abbiamo calcolato che l'area di cattura di un'antenna isotropa a 432 MHz è 0,0383 m². Allora, in tal caso, per avere l'area di cattura della nostra antenna dovremmo fare 10 alla 1,8 che moltiplica 0,0383 m², ed avremo che l'area di cattura della nostra antenna nella direzione in cui il guadagno è 18 dB è uguale a 2,42 m². È chiaro, no? 18 dB sono quasi 20 dB, cioè, quindi il guadagno è di quasi 100 volte e quindi anche l'area di cattura aumenta di quasi 100 volte e passiamo da 0,0383 m² a 2,42 m². Benissimo, a questo punto abbiamo davvero tutti gli strumenti necessari per comprendere come si effettua il calcolo dell'attenuazione di tratta e quindi per comprendere come si ottengono questi valori indicati in tabella. Quindi adesso procederemo a vedere appunto come si effettua questo calcolo. Prima di procedere voglio fare una piccola precisazione. Allora, come vi ho detto, io sono Gino, Italia Kilo 8 Quebec Mike, ma tutte queste nozioni sul calcolo dell'attenuazione di tratta, sull'area di cattura dell'antenna isotropa, eccetera, mi vennero spiegate tanti anni fa da un carissimo radioamatore molto preparato, nonché grande amico, che purtroppo adesso non è più tra noi. Si tratta di Domenico, Italia 8 Charlie Victor Sierra. Io dedico questo video a Domenico. Perfetto, adesso andiamo avanti. D'accordo, allora supponiamo che una stazione radio con un'antenna isotropa, in modo che siamo sicuri che la densità di potenza, ossia l'intensità del segnale, sia la stessa in tutte le direzioni, trasmetta con una certa potenza PT, quindi PT uguale potenza trasmessa. Allora, che succede? Come sappiamo, abbiamo quindi un fronte d'onda che si espande dal punto in cui è stato trasmesso il segnale, che rappresenta una superficie sferica in espansione. Quando il segnale ha percorso una certa distanza r, il fronte d'onda sarà una superficie sferica di raggio r. Come è noto dalla geometria, l'area della superficie sferica di raggio r è pari a 4π raggio al quadrato, e quindi quando il segnale ha percorso una distanza r, al fronte d'onda, cioè il fronte d'onda non è altro che una superficie sferica di area pari a 4π raggio al quadrato, e noi scriviamo S uguale 4π raggio al quadrato. Ora noi, come sappiamo, come abbiamo detto in precedenza, la potenza trasmessa rimane sempre la stessa, ma si distribuisce sulla superficie sferica, e in particolare, poiché l'antenna è isotropa, essa si distribuisce uniformemente, quindi la densità di potenza sarà sempre la stessa in tutti i punti della superficie sferica. E quanto vale la densità di potenza dopo che il segnale ha percorso una certa distanza r, quindi dopo che la sfera, la superficie sferica associata al fronte d'onda ha raggiunto, diciamo, ha assunto raggio r? La densità di potenza è una potenza per unità di superficie e varrà potenza trasmessa diviso S, potenza trasmessa diviso area della superficie sferica, e quindi varrà PT, potenza trasmessa, diviso 4π raggio al quadrato. Allora, facciamo un esempio. Consideriamo una stazione a terra che trasmette sempre con un'antenna isotropa per i motivi che abbiamo indicato prima. Immaginiamo che nell'istante in cui, cioè quando la stazione sta trasmettendo, la Luna si trovi ad una distanza dalla Terra pari a 380.000 km, un po' in meno della distanza media tra la Terra e la Luna, perché ricordiamo, no, in precedenza abbiamo detto che durante l'orbita lunare la distanza media Terra-Luna vale 385.000 km. Qua, per semplificare il calcolo, diciamo che la distanza tra la Terra e la Luna vale 380.000 km. Allora, 380.000 km sono 380 milioni di metri, che possiamo scrivere 3,8 per 10 all'ottava metri. Perché? Perché 1 milione di metri sono 10 alla sesta metri,
quindi 100 milioni di metri sono 10 all'ottava metri, e allora 380 milioni di metri sono 3,8 per 10 all'ottava metri. Allora, quanto vale l'area della superficie sferica corrispondente al fronte d'onda quando il segnale ha raggiunto la Luna? Allora, il segnale ha percorso una distanza r pari a 380.000 km, ossia 3,8 per 10 all'ottava metri. Allora l'area di questa superficie sferica sarà S uguale 4π r al quadrato, raggio al quadrato, e quindi sarà 4π, ossia 4 per 3,14, che moltiplica 380.000 km al quadrato, ossia 4 per 3,14, che moltiplica 3,8 per 10 all'ottava metri al quadrato. Il risultato è 1,81 per 10 alla diciottesima metri quadri. Allora, supponiamo adesso che la nostra stazione a terra abbia trasmesso con una potenza di 500 watt. Allora, quanto varrà la densità di potenza del segnale che raggiunge la Luna? Beh, dobbiamo fare potenza trasmessa diviso S, ossia potenza trasmessa diviso area della superficie sferica, quindi 500 watt diviso 1,81 per 10 alla diciottesima metri al quadrato. Quanto è il risultato? Il risultato è 2,76 per 10 alla meno 16 watt a metro quadro, watt su metro quadro. Per capirci, allora, sono 276 miliardesimi di miliardesimo di watt a metro quadro. Notiamo che nonostante la stazione a terra abbia trasmesso con 500 watt, il valore di densità di potenza che si ottiene quando il segnale raggiunge la Luna quindi è molto molto piccolo, ma c'era da aspettarselo vista la grande distanza Terra-Luna. A questo punto però osserviamo una cosa. Se dei fronti d'onda incidono su una superficie, se vogliamo calcolare la potenza totale che viene raccolta da questa superficie, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo moltiplicare la densità di potenza associata al segnale che sta incidendo su questa superficie, quindi associata ai fronti d'onda che incidono su questa superficie, per l'area della superficie. Perché? Perché la densità di potenza rappresenta una potenza per unità di superficie, e allora se vogliamo la potenza totale dobbiamo moltiplicare per l'area della superficie che viene investita da questi fronti d'onda. Non so, facciamo un esempio. Immaginiamo che su una superficie di 7 metri quadri incida un segnale, incidono dei fronti d'onda, e immaginiamo che la densità di potenza sia 0,1 watt al metro quadro, quindi 0,1 watt su metro quadro. Ora che succede? Poiché la superficie è di 7 metri quadri e perché per ogni metro quadro abbiamo 0,1 watt, non si scappa. La potenza totale raccolta dalla superficie deve essere 0,7 watt, perché dobbiamo moltiplicare per 7, ci sono 7 metri quadri, ogni metro quadro è 0,1 watt, quindi otteniamo 0,7 watt. Quindi sostanzialmente, ecco, abbiamo fatto densità per avere la potenza totale, che è 0,7 watt, abbiamo fatto densità di potenza 0,1 watt su metro quadro per area della superficie, che è 7 metri quadri, e abbiamo ottenuto 0,7 watt. Tuttavia, a rigore, questo discorso per il quale la potenza raccolta dalla superficie è uguale alla densità di potenza moltiplicato l'area della superficie, è vero soltanto se la superficie che si sta considerando è esattamente ortogonale alla direzione di propagazione e quindi è parallela ai fronti d'onda che stanno ai fronti d'onda che stanno incidendo del segnale che sta incidendo sulla superficie. Per capirci, guardiamo questa figura. I fronti d'onda sono le linee orizzontali che vediamo. La direzione di propagazione, che è ortogonale ai fronti d'onda, è rappresentata
da queste freccette verticali che vediamo. Allora, dicevo, a rigore, questo fatto di ottenere la potenza totale moltiplicando la densità di potenza per l'area della superficie vale soltanto se la superficie è ortogonale alla direzione di propagazione e quindi è parallela ai fronti d'onda. Perché? Qui naturalmente parliamo di onde radio, parliamo di segnali radio, però per capirlo meglio facciamo un esempio con l'ottica. Immaginiamo allora che queste frecce che sono la direzione di propagazione ovviamente rappresentano anche i raggi luminosi, perché nel caso dell'ottica i raggi luminosi hanno la direzione di propagazione, hanno la direzione che praticamente corrisponde alla direzione di propagazione, proprio per definizione di raggio luminoso. E quindi, come dicevamo, le frecce qui rappresenteranno i raggi luminosi. Allora è chiaro che se io per esempio prendo una pila e per illuminare una superficie, la superficie sarà ben illuminata quando la pila è disposta ortogonalmente alla superficie e quindi i raggi luminosi incideranno ortogonalmente alla superficie, e quindi questo vuol dire che i fronti d'onda della radiazione luminosa sono paralleli alla superficie. Se io la pila non la dispongo più ortogonalmente alla superficie, quindi i raggi non incidono più ortogonalmente alla superficie, osserverò che la superficie sarà sempre meno illuminata, e quindi più la pila la dispongo non più ortogonalmente alla superficie ma la dispongo obliquamente, sempre più obliquamente, più osserverò che la superficie risulta meno illuminata. Il caso limite è il caso in cui i raggi luminosi addirittura non solo non sono più ortogonali, sono obliqui, ma diventano sempre più obliqui fino a diventare paralleli alla superficie. In questo caso limite la superficie non è più illuminata. In realtà poi uno dice ma se io metto una pila, la metto parallelamente alla superficie, io comunque vedo un po' che la superficie è illuminata lateralmente. Sì, però bisogna considerare il fatto che in realtà una pila la parte della pila che emette luce c'ha una sua estensione e in realtà poi non emette raggi soltanto paralleli alla direzione della pila. Ecco perché uno poi vede la superficie la vede illuminata lateralmente. Però a rigore, se io ho soltanto raggi luminosi paralleli alla superficie, la superficie non è più illuminata e quindi ecco, la superficie è illuminata al massimo soltanto quando i raggi sono ortogonali ad essa. Ecco perché il discorso che per ottenere la potenza devo moltiplicare la densità di potenza per l'area della superficie a rigore vale soltanto se i raggi sono perpendicolari alla superficie, quindi se i fronti d'onda sono paralleli alla superficie. E questo discorso vale non solo per i raggi luminosi, non solo per la radiazione luminosa, ma vale anche per le onde radio. A rigore, anche quando noi definiamo l'area di cattura di un'antenna in una certa direzione, come il rapporto tra la potenza raccolta dall'antenna e la densità di potenza del segnale, oltre a supporre che il segnale si propaghi in quella direzione, quindi provenga da quella direzione, noi stiamo considerando una superficie che sia ortogonale alla direzione considerata. Questo prima non l'ho detto per semplicità, però a rigore è così. Tutto questo discorso, allora, che conseguenza ha? Questo discorso ha come conseguenza che se io prendo una superficie che non è ortogonale alla direzione di propagazione delle onde radio, ai fini della potenza raccolta, e quindi poi quello che ci andrà a interessare ai fini della potenza che poi viene riflessa dalla superficie, non è efficace l'intera superficie, ma sarà efficace la proiezione di questa superficie su un piano ortogonale alla direzione di propagazione, quindi su un piano parallelo ai fronti d'onda.
Ecco perché, quindi praticamente se noi guardiamo questa figura, noi vediamo una prima superficie piana che sta sulla sinistra, e diciamo in alto è rappresentata la sua proiezione su un piano che è parallelo ai fronti d'onda e quindi che è ortogonale alla direzione di propagazione. Ai fini della potenza raccolta, soltanto questa superficie ottenuta dalla proiezione è efficace, quindi noi in realtà non dobbiamo considerare l'area della superficie obliqua, ma dobbiamo considerare soltanto l'area di questa proiezione. Con una sfera, poi, con una superficie sferica, guardiamo la superficie che sta raffigurata sulla destra. Con una superficie sferica, anche qui dobbiamo considerare la proiezione della superficie sferica. Quale sarà la proiezione della superficie sferica su un piano ortogonale alla direzione di propagazione e quindi su un piano parallelo ai fronti d'onda? Sarà un cerchio. Se noi guardiamo questa figura sempre a destra, vediamo che al di sopra della sfera è rappresentata una linea, vabbè, perché noi lo vediamo lateralmente, però di fatto è un cerchio. La proiezione di una sfera su un piano perpendicolare alla direzione di propagazione, quindi parallelo ai fronti d'onda, sarà un cerchio. Ecco perché se noi consideriamo un segnale che va a incidere sulla superficie lunare, non dobbiamo calcolare l'area della superficie sferica, ma ai fini della potenza riflessa noi andremo a calcolare l'area di un cerchio. Possiamo dire che la superficie sferica della Luna verrà vista come un disco, come un cerchio, e quindi ai fini della potenza riflessa noi non dobbiamo più considerare l'area della superficie sferica, ma dobbiamo considerare l'area di un cerchio avente raggio uguale al raggio della Luna. Uno può fare una piccola obiezione a questo punto, dice vabbè, ma noi in questa figura stiamo osservando fronti d'onda che sono piani, stiamo considerando fronti d'onda che sono piani, invece se abbiamo che il segnale è partito dalla Terra, abbiamo dei fronti d'onda sferici in espansione, non fronti d'onda piani come li vediamo in questa figura. A rigore però, a rigore questa cosa è vera, tuttavia se il segnale ha percorso una grande distanza, la sfera si è allargata molto, le superfici sferiche corrispondenti ai fronti d'onda si sono allargate molto. Ciò fa sì che di fatto la superficie sferica, man mano che si allarga, la curvatura diventa sempre meno apprezzabile, e quindi di fatto i fronti d'onda, pur essendo sferici, li possiamo assimilare a come se fossero piani. E quindi, appunto, come per i motivi che ho appena detto, ai fini della potenza riflessa e della potenza raccolta dalla superficie lunare, non dovremo più considerare una superficie sferica, ma dovremo considerare un disco, un cerchio, e quindi andremo a calcolare l'area di un cerchio. Bene, e quanto vale l'area di un cerchio? L'area di un cerchio, come è nota dalla geometria, vale π greco, quindi 3,14, per il raggio al quadrato. Allora, nel caso della Luna, quindi vogliamo calcolare l'area del disco lunare, inteso come cerchio avente raggio pari al raggio della Luna. Allora, intanto il raggio della Luna quanto vale? Il raggio medio della Luna, perché poi, attenzione, in realtà la Luna è lievissimamente schiacciata, quindi non è proprio perfettamente sferica, però vabbè, lo assimiliamo ad una sfera. Allora, il raggio medio della Luna vale 1737 km e quindi vale 1.737.000 metri. 1 milione vuol dire 10 alla sesta metri, e quindi diciamo che il raggio della Luna vale 1,737 per 10 alla sesta metri. Allora, l'area del disco lunare, l'area di un cerchio avente raggio uguale al raggio della Luna, sarà π greco per raggio della Luna al quadrato, ossia 3,14 per
1737 km al quadrato, ossia 3,14 per 1,737 per 10 alla sesta metri al quadrato, il risultato è 9,48 per 10 alla 12 metri quadri. E questa è l'area del disco lunare. Allora, quanto vale a questo punto la potenza raccolta dalla Luna? Beh, come abbiamo detto prima, dobbiamo fare la densità di potenza che moltiplica l'area del disco lunare. La densità di potenza l'avevamo calcolata prima, vale potenza del segnale trasmesso diviso l'area della superficie sferica corrispondente al fronte d'onda, quindi potenza del segnale trasmesso diviso 4πr², dove R è la distanza Terra-Luna, il tutto che moltiplica l'area del disco lunare, che è π raggio della Luna al quadrato. Oh, che succede adesso? Si osserva che in realtà la Luna non riflette tutta la potenza che raccoglie, cioè, allora, il segnale radio incide sulla Luna, i fronti d'onda incidono sulla Luna, la Luna assorbe parte dell'energia, parte della potenza, e ne riflette solo una parte. E a quanto ammonta, insomma, la potenza riflessa? La potenza riflessa ammonta a circa il 7% della potenza raccolta. C'è un coefficiente quindi che moltiplica la potenza raccolta. Dopo faremo delle precisazioni su questo coefficiente, perché diciamo può variare un po' con la frequenza, però diciamo vabbè, nei testi in letteratura è riportato un valore pari al 7%. Quindi per adesso prendiamo il 7%, poi dopo diciamo faremo una piccola precisazione, e quindi comunque sostanzialmente quindi la potenza riflessa dalla Luna sarà il 7% della potenza raccolta, e quindi sarà uguale a 7% che moltiplica il valore che avevamo già scritto prima, potenza trasmessa diviso 4π raggio al quadrato, 4πr al quadrato, dove r però è la distanza Terra-Luna, che moltiplica π raggio della Luna al quadrato. Allora, facciamo un esempio, torniamo all'esempio che avevamo fatto prima. Immaginiamo che la potenza, stiamo considerando un segnale trasmesso dalla Terra, e la potenza con cui questo segnale è stato trasmesso dalla Terra era 500 watt. Allora, avevamo calcolato in precedenza la densità di potenza, che valeva 2,76 per 10 alla meno 16 watt al metro quadro. Allora, quanto vale la potenza raccolta dalla Luna? Dobbiamo fare questo valore di densità di potenza che moltiplica l'area del disco lunare, quindi 2,76 per 10 a meno 16 watt al metro quadro, che moltiplica 9,48 per 10 alla 12 metri al quadrato. Il risultato è 0,026 watt. A questo punto quanto vale la potenza riflessa dalla Luna? Dobbiamo calcolare il 7% di questo valore, quindi 7% di 0,026 watt, il risultato è 1,83 per 10 alla meno 4 watt. A questo punto naturalmente il segnale riflesso esegue lo stesso percorso ma in senso inverso, quindi avremo dei fronti d'onda che questa volta però partono dalla Luna e raggiungono nuovamente la Terra, quindi dobbiamo considerare nuovamente delle superfici sferiche che però questa volta si espandono a partire dalla Luna fino a raggiungere la Terra. E quando il segnale riflesso torna nuovamente sulla Terra, quanto varrà la densità di potenza? Beh, dobbiamo considerare come prima la potenza con cui è partito il segnale diviso l'area della superficie sferica corrispondente ai fronti d'onda. Quindi dobbiamo considerare la potenza riflessa dalla Luna diviso l'area di queste superfici sferiche, che vale sempre 4πr², dove r è la distanza Terra-Luna. Ma la potenza riflessa dalla Luna l'avevamo calcolata prima ed era uguale al 7% di questa quantità, potenza del segnale trasmesso diviso 4πr², r è sempre la distanza Terra-Luna, il tutto che moltiplica π raggio della Luna al quadrato. E poi questo
lo dobbiamo dividere per, sempre per l'area della superficie sferica corrispondente ai fronti d'onda, e quindi il tutto diviso per 4πr quadro. Ma a questo punto il 4πr quadro che sta al denominatore della frazione grande lo possiamo portare sopra ed otteniamo quindi come valore della densità di potenza quando il segnale ritorna a terra 7% di potenza del segnale trasmesso diviso 4πr quadro, il tutto al quadrato, e questa frazione moltiplica π greco raggio della Luna al quadrato. Allora, torniamo all'esempio che stavamo facendo prima. Quindi avevamo considerato un segnale trasmesso con una potenza di 500 watt, avevamo preso come valore della distanza Terra-Luna R uguale a 380.000 km, uguale quindi 3,8 per 10 all'ottava metri. Allora, in questo caso, quanto vale la densità di potenza? Allora, la densità di potenza vale potenza riflessa dalla Luna, che avevamo calcolato, ed era uguale a 1,83 per 10 alla meno 4 watt, diviso per l'area delle superfici sferiche corrispondenti ai fronti d'onda, che è la stessa di prima, e anche se prima avevamo calcolato l'area della superficie sferica dei fronti d'onda che erano partiti dalla Terra, adesso invece sono i fronti d'onda del segnale riflesso che è partito dalla Luna, ma poiché R, la distanza Terra-Luna, è sempre la stessa, il raggio di queste superfici sferiche è lo stesso, e quindi praticamente l'area delle superfici sferiche corrispondenti ai fronti d'onda resta la stessa, è 1,81 per 10 alla 18 metri al quadrato. Il risultato di questa divisione è 1,008 per 10 alla meno 22 watt a metro quadro. Quindi concludiamo che la potenza, che la densità di potenza del segnale riflesso dalla Luna quando arriva nuovamente sulla Terra è 1,008 per 10 alla meno 22 watt al metro quadro. Osserviamo una cosa, che questo valore ottenuto, e fino ad ora tutti i valori ottenuti durante, insomma, in questo esempio, non dipendono dalla frequenza del segnale considerato. Quindi fino ad ora la frequenza del segnale che è stato trasmesso dalla Terra non è influente, non ha effetto sui valori ottenuti. Benissimo, allora a questo punto, avendo ottenuto il valore di densità di potenza del segnale che ritorna sulla Terra, siamo finalmente in grado di calcolare la potenza che riceviamo, la potenza che raccogliamo dall'antenna ricevente. Come antenna ricevente supponiamo di utilizzare ancora un'antenna isotropa, la quale, come sappiamo, per definizione ha la caratteristica di avere lo stesso comportamento in tutte le direzioni. Di conseguenza, la direzione da cui proviene il segnale ricevuto non sarà influente sul valore della potenza che andremo a raccogliere ai morsetti dell'antenna. Quindi il valore della potenza raccolta ai morsetti dell'antenna isotropa ricevente sarà sempre lo stesso, indipendentemente dalla direzione da cui proviene il segnale ricevuto. Allora, e quanto vale la potenza che raccogliamo ai morsetti dell'antenna isotropa? Dobbiamo moltiplicare la densità di potenza del segnale che ritorna sulla Terra per l'area di cattura dell'antenna isotropa. Ecco, da qui comprendiamo che otterremo un risultato che dipende dalla frequenza, perché abbiamo visto prima che l'area di cattura dell'antenna isotropa, che vale lambda quadro su 4π, dipende dalla frequenza. Quindi, mentre la densità di potenza del segnale che torna sulla Terra non dipendeva dalla frequenza, ecco che nel momento in cui si introduce l'area di cattura dell'antenna isotropa, insomma, otterremo un risultato che dipende dalla frequenza, come avevamo, anticipato prima quando abbiamo mostrato le tabelle. E quindi praticamente per la potenza raccolta ai morsetti dell'antenna isotropa, dunque densità di potenza per area di cattura dell'antenna isotropa, la densità di potenza del segnale del segnale che ritorna sulla Terra l'avevamo calcolata prima, e vale 7% di potenza del segnale trasmesso diviso 4πr quadro
al quadrato, R è sempre la distanza Terra-Luna, che moltiplica π greco raggio della Luna al quadrato. E questa è la densità di potenza, moltiplicato l'area di cattura dell'antenna isotropa, che è lambda quadro su 4π greco. E quindi finalmente abbiamo il valore della potenza che raccogliamo ai morsetti dell'antenna isotropa. Possiamo scrivere meglio questa formula, per esempio c'è qualche π greco da semplificare, insomma possiamo scrivere la formula in modo più sintetico e quindi concludiamo che la potenza raccolta ai morsetti dell'antenna isotropa ricevente è la seguente: 7% di potenza del segnale trasmesso che moltiplica, aperta parentesi, raggio della Luna per lambda diviso 8π greco r quadro, r è sempre la distanza Terra-Luna, chiusa parentesi, al quadrato. E quindi abbiamo ottenuto finalmente proprio la formula che ci dà la potenza ricevuta, la potenza che raccogliamo ai morsetti dell'antenna isotropa ricevente. Allora, torniamo al solito esempio che stavamo considerando prima, quindi la potenza del segnale trasmesso era 500 watt, abbiamo preso come valore R di distanza Terra-Luna 380.000 km, 3,8 per 10 all'ottava metri, e supponiamo che la frequenza del segnale trasmesso sia di 432 MHz. Allora, in questo caso abbiamo calcolato in precedenza quanto valeva l'area di cattura dell'antenna isotropa, che era 0,0383 metri quadri, e quindi la potenza raccolta ai morsetti dell'antenna isotropa ricevente è data dalla densità di potenza del segnale tornato a terra, quando è tornato a terra, che avevamo calcolato prima in questo esempio. La densità di potenza valeva 1,008 per 10 alla meno 22 watt al metro quadro, moltiplicato per l'area di cattura dell'antenna isotropa, quindi 0,0383 metri quadri. Che valore otteniamo come potenza raccolta ai morsetti dell'antenna isotropa ricevente in questo esempio? Otteniamo, come risultato di questa moltiplicazione, 3,87 per 10 alla meno 24 watt. Da questo esempio si vede che il valore di potenza che raccogliamo ai morsetti dell'antenna isotropa ricevente è molto ridotto rispetto al valore della potenza con cui abbiamo trasmesso, perché noi abbiamo trasmesso con 500 watt, addirittura ci ritroviamo ad ottenere 3,87 per 10 alla meno 24 watt. Quindi davvero, se facciamo il rapporto tra le due potenze, ci accorgiamo che c'è stata un'attenuazione notevole. E questa, quella che abbiamo chiamato prima l'attenuazione di tratta, cioè praticamente noi andiamo a vedere qual è l'attenuazione che si ha se consideriamo la potenza con cui abbiamo trasmesso, quindi praticamente la potenza che abbiamo ceduto ai morsetti dell'antenna isotropa quando era in trasmissione, e la potenza che poi andiamo a raccogliere in ricezione dalla stessa antenna isotropa dopo che il segnale è tornato indietro, dopo essere stato riflesso dalla Luna e quindi è tornato indietro sulla Terra. E quindi se andiamo a confrontare queste due potenze ci accorgiamo che c'è una notevole attenuazione, ed è questa appunto quella che abbiamo chiamato prima attenuazione di tratta. Allora, se vogliamo calcolare l'attenuazione di tratta espressa in dB, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare 10 logaritmo in base 10, no, per definizione di dB, del rapporto della potenza con cui abbiamo trasmesso e la potenza che raccogliamo in ricezione ai morsetti dell'antenna isotropa ricevente. Allora, quindi 10 logaritmo in base 10 pt diviso PR. Se adesso andiamo a sostituire la formula che avevamo ottenuto prima per la potenza ricevuta ai morsetti dell'antenna isotropa, possiamo scrivere 10 logaritmo in base 10 della potenza con cui abbiamo trasmesso diviso 7% di potenza con cui abbiamo trasmesso, che moltiplica, aperta parentesi, raggio della Luna lambda diviso 8π greco r quadro, r è la distanza Terra-Luna, chiusa parentesi, al quadrato. Se adesso semplifichiamo pt al numeratore e al denominatore,
7% poi che vuol dire? Vuol dire 7 centesimi, quindi se noi qui, stando al denominatore, lo dobbiamo invertire, diventa 100 settimi, e quindi praticamente alla fine, come risultato finale, come formula che esprime l'attenuazione in dB, l'attenuazione di tratta in dB, abbiamo 10 logaritmo in base 10 di, aperta parentesi, 100 settimi, che moltiplica, ancora aperta parentesi, 8πr quadro diviso raggio della Luna per lambda, chiuso parentesi, al quadrato. Allora, torniamo al nostro esempio. Quindi noi avevamo trasmesso con una potenza di 500 watt, abbiamo supposto che la frequenza del segnale trasmesso era 432 MHz, fosse di 432 MHz. Allora, quanto vale l'attenuazione di tratta? Bene, dobbiamo fare 10 logaritmi in base 10 della potenza trasmessa diviso per la potenza che raccogliamo in ricezione, quindi 10 logaritmi in base 10 di 500 watt diviso 3,87 per 10 alla meno 24 watt, il risultato è 261 dB, e quindi insomma un valore che ben conosciamo. Ovviamente questo valore dipende dalla frequenza, come abbiamo detto prima guardando le tabelle, l'attenuazione di tratta dipende dalla frequenza, proprio perché è intervenuta l'area di cattura dell'antenna isotropa che dipende dalla frequenza. Ricordate, no? Circa una quarantina di minuti fa abbiamo detto che l'area di cattura di un'antenna isotropa diminuisce, quindi diventa più piccola all'aumentare della frequenza, e questo quindi farà sì che la potenza raccolta ai morsetti dell'antenna isotropa ricevente diminuisce all'aumentare della frequenza, e conseguentemente l'attenuazione di tratta, così come l'abbiamo definita, aumenta all'aumentare della frequenza. A questo punto siamo in grado di ottenere tutti i valori dell'attenuazione di tratta che si hanno per le diverse frequenze quando la Luna è a una certa distanza, in particolare quando è al perigeo e all'apogeo. Basterà semplicemente applicare la formula che abbiamo visto prima, inserendo in essa l'opportuno valore della distanza R Terra-Luna. Ricordiamo, no? Al perigeo vale 363.000 km, all'apogeo vale 406.000 km, e inserendo il valore opportuno della lunghezza d'onda lambda che si ricava dalla frequenza. Ricordiamo, no? Abbiamo visto prima, lambda espresso in metri è uguale a 300 diviso la frequenza espressa in megahertz, e quindi appunto inserendo i valori opportuni di R e di lambda siamo in grado di ottenere tutte le attenuazioni di tratta. Ora, in tabella noi vediamo i valori di attenuazione di tratta che vengono riportati in letteratura alle diverse frequenze. In realtà c'è da fare una precisazione. Allora, noi abbiamo detto inoltre che in letteratura il coefficiente di riflettività della Luna riportato è pari al 7%. Ora, se noi andiamo ad applicare la formula che abbiamo visto con il coefficiente di riflettività del 7%, per esempio a 432 MHz, che cosa succede? Andando ad applicare la formula, dicevo, a 432 MHz otterremo al perigeo un valore di attenuazione un po' minore di 261 dB, precisamente un valore compreso tra 260 e 261 dB, e all'apogeo otterremo un valore un po' minore di 263 dB, compreso tra 262 e 263 dB. Come si spiega questa discordanza con i valori riportati in letteratura? Si spiega perché in realtà il coefficiente di riflettività della Luna non è costante con la frequenza. Già a 432 MHz è inferiore al 7%, non vale proprio il 7%. Per esempio, se poi andiamo a una frequenza di 10 GHz, troviamo che il coefficiente di riflettività in realtà assume un valore pari al 5%. Dunque, a proposito poi di valori che apparentemente non si trovano, e inoltre anche per completezza di informazioni, vi segnalo un'altra formula presente su numerosi testi di ingegneria, un'altra formula di cui pure parlava il caro amico Domenico, di cui vi ho parlato in precedenza. Questa formula, presente su vari testi di ingegneria, fornisce l'attenuazione di tratta che si ha quando
una stazione trasmittente invia un segnale a una stazione ricevente posta ad una certa distanza d, supponendo sempre che entrambe le stazioni impieghino un'antenna isotropa. Allora, la formula è la seguente: l'attenuazione di tratta espressa in dB è uguale a 32,44 più 20 logaritmo in base 10 della distanza espressa in chilometri più 20 logaritmo in base 10 della frequenza espressa in MHz. Allora, qual è il significato di questa formula? Dunque, la stazione trasmittente trasmette con una certa potenza, quindi eroga ai morsetti della sua antenna isotropa una certa potenza che poi verrà irradiata dall'antenna isotropa. La stazione ricevente, dopo che il segnale ha percorso la distanza d, raccoglie ai morsetti dell'antenna una certa potenza. Si fa il rapporto tra la potenza che è stata trasmessa e la potenza che la stazione ricevente raccoglie ai morsetti e insomma si ricava l'attenuazione in dB, che è l'attenuazione di tratta. Allora facciamo un esempio: se le due stazioni si trovano a 10 km di distanza e viene trasmesso un segnale con frequenza di 144 MHz, immettendo i valori della distanza e della frequenza nella formula che abbiamo indicato, otteniamo un'attenuazione di tratta di 95,6 dB. Guardiamo un po' che succede se noi per esempio consideriamo la distanza Terra-Luna 380.000 km e con una frequenza di 432 MHz. Otteniamo un'attenuazione di tratta di 196,7 dB immettendo questi valori nella formula. Se poi magari si potrebbe pensare, vabbè, non ci troviamo perché il segnale percorreva una distanza, cioè percorreva il percorso di andata e ritorno, quindi 380.000 più 380.000 fanno 760.000, sempre a 432 MHz. Eppure, se andiamo a immettere questi valori nella formula, otteniamo un'attenuazione di tratta di 202,8 dB. Come mai non ci troviamo con i valori ottenuti prima? Per una ragione semplicissima, che prima supponevamo che il segnale viene trasmesso, poi riflesso dalla Luna, e insomma dalla Luna si espandono nuovamente i fronti d'onda sferici. Adesso no, non c'è nessuna riflessione. Questa formula vale appunto quando semplicemente un fronte d'onda si espande dalla stazione trasmittente e giunge alla stazione ricevente. Quindi insomma la formula è diversa, insomma il calcolo è diverso. In che senso il calcolo è diverso? Guardiamo l'espressione della potenza che si raccoglie in ricezione in questo caso. Anche qui abbiamo una densità di potenza che moltiplica l'area di cattura dell'antenna isotropa ricevente, lambda quadro su 4π. Però questa volta la densità di potenza deve considerare una sola espansione sferica, perché appunto i fronti d'onda si espandono dall'antenna trasmittente a quella ricevente, e quindi sarà potenza trasmessa diviso l'area della superficie sferica 4πr quadro, dove r è la distanza tra stazione trasmittente e stazione ricevente. Però 4πr quadro, l'area della superficie sferica, questa volta non va elevata al quadrato, perché appunto è una sola espansione e non due come era prima. Prima appunto abbiamo detto il segnale arrivava alla Luna, veniva riflesso, si espandevano i fronti d'onda una seconda volta. Qua no, c'è una sola espansione e quindi al denominatore c'è solo 4πr quadro, ma non al quadrato. E questo spiega perché insomma otteniamo valori completamente diversi. La potenza raccolta in ricezione ha un'espressione diversa. Se poi andiamo a calcolare l'attenuazione di tratta considerando sempre il rapporto tra potenza trasmessa e potenza raccolta in ricezione, se la vogliamo in dB, espressi in dB, dobbiamo fare 10 logaritmi in base 10 di questo rapporto, ma ovviamente appunto otteniamo un'espressione completamente diversa che qui potete leggere. Insomma, quindi la ragione per cui in questo caso particolare i valori ottenuti sono così diversi da quelli che abbiamo indicato prima è molto evidente. Osserviamo adesso un'altra cosa. Torniamo adesso alla formula che esprime la potenza raccolta in ricezione nei collegamenti via EME. È la formula che qui vediamo scritta sopra.
E per ricavare questa formula abbiamo supposto che sia l'antenna trasmittente sulla superficie terrestre che l'antenna ricevente, sempre sulla superficie terrestre, dopo che il segnale è stato riflesso dalla Luna, siano entrambe antenne isotrope. Che succede se una delle due antenne oppure entrambe le antenne non sono isotrope? Allora, per definizione un'antenna isotropa ha un comportamento che non dipende dalla direzione. Se invece quindi un'antenna non è isotropa, evidentemente sia in trasmissione che in ricezione l'intensità del segnale che otteniamo dipende dalla direzione considerata, perché il guadagno, sia in ricezione che in trasmissione, dipende dalla direzione considerata, e poi in ricezione l'area di cattura appunto pure dipende dalla direzione. Questo ha come conseguenza che l'orientamento delle antenne, cioè la direzione verso cui noi le puntiamo, diventa un parametro fondamentale. Naturalmente, quindi, è un'ovvietà, ma lo diciamo lo stesso, durante i collegamenti EM, quindi, se utilizziamo antenne direttive, è bene che sia l'antenna ricevente che l'antenna trasmittente siano puntate verso la Luna. Ora, un'altra cosa, insomma, che dobbiamo notare è che ovviamente la formula che abbiamo visto prima non può più essere utilizzata, appunto, se quindi non ci sono antenne isotrope. Qui perché per esempio in essa compare apertamente lambda quadro su 4π, che è l'area di cattura dell'antenna isotropa. E allora, quale formula possiamo utilizzare al posto della formula che abbiamo visto noi? C'è una formula più generale che è quella che vediamo scritta sotto, ed è la cosiddetta equazione del radar. L'equazione del radar è veramente molto generale, tanto è vero che considera anche il caso in cui il bersaglio, cioè la superficie contro cui incide il segnale che poi viene riflesso, non sia la Luna ma sia una superficie qualunque. Allora, l'equazione del radar ci dice questo, che la potenza che raccogliamo ai morsetti dell'antenna ricevente è uguale, PR, è uguale alla potenza con cui abbiamo trasmesso, PT, che moltiplica il guadagno dell'antenna con cui abbiamo trasmesso, che quindi ovviamente farà sì che il segnale venga amplificato nella direzione in cui puntiamo l'antenna direttiva, che moltiplica ancora l'area di cattura dell'antenna ricevente, che moltiplica ancora sigma, che è l'area della superficie bersaglio, quindi l'area del bersaglio, il tutto diviso 4πr quadro al quadrato. R è la distanza tra l'antenna trasmittente e il bersaglio, ma se il bersaglio è molto lontano, la distanza del bersaglio è maggiore rispetto alla distanza che separa antenna ricevente e antenna trasmittente, lo possiamo anche considerare come la distanza tra l'antenna ricevente e il bersaglio. Questa cosa è sicuramente vera per la Luna è molto lontana, quindi per due stazioni, se consideriamo due stazioni sulla superficie terrestre, il valore di R, cioè il valore della distanza tra ciascuna delle due stazioni e la Luna, insomma, è lo stesso, quindi possiamo considerare R pari alla distanza sia della stazione ricevente con la Luna che della stazione trasmittente con la Luna. Vediamo un po' se c'è corrispondenza, insomma, in che modo l'equazione del radar generalizza la formula che abbiamo vista proprio sopra. Allora, PT compare in entrambe le formule. Il guadagno dell'antenna trasmittente nella formula di sopra non può comparire perché ovviamente come antenna trasmittente avevamo un'antenna isotropa, quindi GT è uguale a 1 nella formula di sopra e quindi insomma non compare. Poi compare certamente l'area di cattura dell'antenna isotropa, l'area di cattura dell'antenna ricevente che insomma è isotropa perché è lambda quadro diviso 4π, quindi la R che compare nell'equazione del radar compare anche sopra ed è lambda quadro diviso 4π. Quindi ci rimane sigma, l'area della superficie bersaglio.
L'area della superficie bersaglio, insomma, nel caso della Luna, è π greco raggio della Luna al quadrato, che compare insomma, nella formula di sopra. Però in realtà sigma include anche questo 7%. Diciamo, noi come area della superficie bersaglio, a causa del fatto che la Luna riflette solo il 7% della potenza ricevuta, e quindi il coefficiente di riflettività vale pari al 7%, noi per sigma intendiamo l'area del disco lunare π greco r quadro π greco raggio della Luna al quadrato moltiplicata 7 centesimi. In questo modo, appunto, sigma corrisponde esattamente all'area della superficie bersaglio, e quindi, come si vede, l'equazione del radar include anche la formula che abbiamo visto in precedenza. C'è da dire che il guadagno dell'antenna ricevente, cioè uno potrebbe dire perché qua è scritto solo il guadagno dell'antenna trasmittente e non quello dell'antenna ricevente. No, non è così, perché abbiamo detto che l'area di cattura di un'antenna è proporzionale al guadagno, quindi l'area di cattura dell'antenna ricevente include in sé anche il guadagno dell'antenna ricevente. Abbiamo visto, no, che il guadagno di un'antenna in generale si scrive come abbiamo visto, volevo dire, che l'area di cattura di un'antenna è pari al suo guadagno che moltiplica l'area di cattura dell'antenna isotropa. L'abbiamo visto in una delle formule di prima, e quindi l'area di cattura dell'antenna ricevente include in sé anche il guadagno dell'antenna ricevente. E diciamo, l'equazione del radar, questa formula di sotto, quindi include, diciamo, è un caso più generale della formula scritta sopra. Aggiungiamo un'altra cosa che in realtà in un ragionamento precedente abbiamo già accennato, e cioè osserviamo poi che il termine che compare al denominatore dell'equazione del radar, cioè 4π greco r quadro al quadrato, ha un significato fisico ben preciso. Sta a indicare il fatto che il segnale per 2 volte ha percorso la distanza r dall'antenna trasmittente al bersaglio, e poi è tornato indietro dal bersaglio all'antenna ricevente, e quindi i fronti d'onda si sono allargati 2 volte. C'è il solito discorso dei fronti d'onda che si allargano sfericamente, per cui diciamo, la potenza associata al segnale si deve distribuire su queste sfere, su queste superfici sferiche, e quindi per 2 volte, diciamo, abbiamo dovuto considerare l'area della superficie sferica, che come sappiamo è 4π greco raggio al quadrato, 4π greco r quadro. E quindi questo è il motivo per cui compare l'area della superficie sferica al quadrato al denominatore del secondo membro dell'equazione del radar. Il caso delle antenne non isotrope, che è il caso per il quale si scrive l'equazione del radar, è quello che poi nella realtà si verifica, perché appunto i collegamenti via M vengono fatti con antenne direttive. E non solo, l'equazione del radar ci dice una cosa, che conviene utilizzare antenne direttive di elevato guadagno, tanto in ricezione che in trasmissione, perché abbiamo detto appunto che il guadagno intervengono entrambi i guadagni nell'equazione del radar. Quindi se aumentiamo sia il guadagno in trasmissione che il guadagno in ricezione, la potenza raccolta ai morsetti dell'antenna ricevente sarà maggiore, e ciò faciliterà il buon esito dei collegamenti. Anche la potenza di trasmissione che compare nell'equazione del radar, se ha un valore elevato, facilita i collegamenti, perché pure, insomma, farà in modo che la potenza raccolta in ricezione avrà un valore maggiore. Diciamo che, proprio allo scopo di ottenere un elevato guadagno, per i collegamenti via M si impiegano o antenne con riflettore parabolico di grandi dimensioni. Questo avveniva soprattutto in passato, all'inizio con i primi collegamenti via M. E perché si fa questo? Perché come sappiamo l'area di cattura di un'antenna con riflettore parabolico è correlata ad un'area fisica, l'abbiamo visto prima, è correlata all'area della bocca di apertura del paraboloide, cioè all'area del cerchio che delimita il paraboloide. Allora, se il paraboloide è molto grande, quest'area è molto grande e quindi aumenta l'area di cattura, ossia aumenta il guadagno.
oppure vengono impiegati array di più antenne direttive, per esempio array di più antenne Yagi. Perché? Perché, come è noto, l'utilizzo di array con più antenne è un altro metodo per aumentare il guadagno. Bene, come accennavo prima, nei primi QSO che si sono svolti via EME sono stati impiegati paraboloidi di grandi dimensioni. Addirittura i primi QSO in assoluto sono stati realizzati avvalendosi di stazioni radioastronomiche, quindi di radiotelescopi, i quali appunto sono dotati di paraboloidi molto molto grandi. Piccola nota storica: il primo QSO via EME, il primo QSO in assoluto, è avvenuto il 21 luglio 1960 nella banda dei 23 cm, 1296 MHz, ed ha visto il collegamento di due stazioni americane, la stazione W6HB in California e la stazione W1BU in Massachusetts. Poi il primo QSO intercontinentale via EME è avvenuto l'11 aprile 1964, questa volta nella banda di 2 metri, 144 MHz, ed ha visto il collegamento della stazione finlandese OH1NL e della stazione americana W6DNG che insomma pure stava in California. In questi primi collegamenti, tra l'altro, venivano impiegate grandi potenze. Beh, in quest'altra pagina potete leggere un elenco di stazioni dedite ai collegamenti via EME, le quali impiegano degli array. Per esempio, non so, c'è la stazione HB9Q, della quale all'inizio del video abbiamo visto un operatore, no? Quando abbiamo spiegato il ritardo temporale. Diciamo, questa stazione impiega un array con 8 antenne Yagi. C'è la stazione SM5FRH che addirittura impiega 64 antenne Yagi. Un'altra che ne impiega 46, la stazione italiana K3MAC che impiega 30 long loop Yagi, e insomma così via. Qua vedete questo elenco di tante stazioni che impiegano degli array. Secondo alcuni testi presenti in letteratura, affinché un collegamento via EME andasse a buon fine sarebbero state necessarie almeno, insomma, cioè due stazioni dotate di array con almeno 8 antenne ciascuna, oppure due stazioni dotate di array di cui, insomma, una avesse 4 antenne e l'altra 16. In realtà, insomma, ormai le cose sono cambiate perché le caratteristiche tecniche degli apparati, la qualità dei componenti elettronici, insomma, è migliorata, per cui adesso, insomma, non è più così. Tant'è vero che, per esempio, ci sono addirittura stazioni che riescono a impiegare, insomma, riescono a effettuare collegamenti EME anche se con una sola antenna direttiva, sebbene ovviamente molto direttiva per avere, insomma, un elevato guadagno. Per esempio c'è la stazione americana WW2RS che in 144 MHz impiega una singola Yagi a 19 elementi che è lunga 3,2 lambda, quindi 3,2 per la lunghezza d'onda, che corrisponde a circa 6,50 metri, posta a 9 metri di altezza. Poi per esempio c'è un'altra stazione, la stazione DJ9BV, che in 144 MHz impiega una singola Yagi lunga 4,4 lambda, 4,4 la lunghezza d'onda, vale a dire circa 9 metri. Adesso invece finalmente vediamo una fotografia di un array di antenne impiegate per collegamenti via EME. Si tratta di un array di 4 antenne Yagi, ciascuna di 14 elementi, che viene utilizzato dalla stazione SM5BSZ. Naturalmente, affinché le antenne di un array che viene impiegato per collegamenti via EME possano puntare la Luna, occorre inseguire la Luna, cioè praticamente poter cambiare l'orientamento delle antenne man mano che la Luna si sposta in cielo. Per poter effettuare questo occorre che siano presenti dei rotori alta-azimutali, allo stesso modo di come avviene per i collegamenti via satellite con i satelliti artificiali. Rotori alta-azimutali, cioè rotori che siano in grado di far cambiare l'angolo di elevazione delle antenne rispetto all'orizzonte, cioè praticamente quindi
che possano fare in modo che le antenne possano puntare in alto verso il cielo, e poi l'angolo di azimuth, cioè l'angolo che sceglie la direzione, l'angolo che determina la direzione, per capirci est, ovest, sud, nord, eccetera eccetera. E quindi occorrono questi rotori alt-azimutali. Diciamo, rispetto al traffico via satellite, rispetto ai collegamenti via satellite, si ha il vantaggio che il movimento relativo della Luna nel cielo appare più lento, e quindi, diciamo, in un certo senso, rispetto all'inseguimento che si deve mettere in atto con i satelliti artificiali, l'inseguimento per collegamenti via EME diviene un po' più facile, proprio perché i movimenti sono più lenti. Però comunque è bene che l'inseguimento sia preciso. Le antenne devono poter puntare la Luna con un minimo margine di errore. Per esempio, in un suo articolo, in una sua pagina web, Italia 1 ANP ci dice che con il suo array di 4 antenne sono sufficienti dai 3 ai 5 gradi di mancato puntamento della Luna, di errore nel puntamento della Luna, affinché un collegamento via EME possano riuscire. In generale, più l'antenna è direttiva, più ha un elevato guadagno e più ha anche un angolo di apertura del fascio di antenna stretto, e quindi questo significa che basta veramente un angolo piccolo, un errore piccolo nel puntamento affinché il collegamento via EME non riesca. Quindi più l'antenna è direttiva e più l'angolo di apertura del fascio d'antenna è stretto, e più è bene che il puntamento sia preciso. Poiché i segnali ricevuti via EME sono estremamente deboli, un parametro fondamentale per il buon esito di tali collegamenti è il rapporto segnale-rumore, che deve essere il migliore possibile. A tale scopo occorre impiegare ricevitori che siano quanto più possibile selettivi e sensibili, ed occorre impiegare preamplificatori, per esempio per compensare le perdite dovute alla linea, che abbiano un buon guadagno in modo da amplificare il segnale utile, ma introducendo poco rumore. Come si usa dire, devono avere una buona figura di rumore, proprio perché appunto lo scopo è quello di aumentare, di amplificare quanto più possibile il segnale utile, ma riducendo quanto più possibile il rumore che può, disturbare il segnale utile. Per tale motivo occorre fare attenzione ad alcune particolari fonti di rumore. Prima di tutto il rumore termico dell'impianto, cioè l'insieme di antenna, linea di trasmissione, eccetera. Che cos'è il rumore termico dell'impianto? Allora, la temperatura di un corpo a livello microscopico sta a indicare l'agitazione delle molecole, cioè dei costituenti della materia. Cioè, più un corpo è caldo, più a livello microscopico le molecole e i costituenti della materia subiscono dei movimenti rapidi. Infatti il significato di temperatura a livello microscopico, come si usa dire in fisica, è quello di energia cinetica media, perché più un corpo è caldo, più le sue molecole sono soggette ad agitazione termica. Questo vale in particolare anche per gli elettroni liberi presenti all'interno dei conduttori, i quali quindi sono soggetti ad agitazione termica. Più il corpo è caldo, più un materiale è caldo, un conduttore è caldo, più gli elettroni liberi sono soggetti a movimenti rapidi, ma le cariche elettriche in movimento, gli elettroni sono cariche elettriche, producono un segnale elettromagnetico. Questo segnale elettromagnetico va a disturbare il segnale utile, e quindi è un rumore, è una fonte di rumore, e prende il nome di rumore termico. Il rumore termico è estremamente importante. Basta pensare che nei radiotelescopi professionali si fa in modo che molti dispositivi vengano tenuti a bassissima temperatura, addirittura impiegando dell'elio liquido. Più in generale bisogna tenere conto, bisogna far sì che sia quanto più possibile bassa la cosiddetta temperatura di rumore d'antenna. Cos'è la temperatura di rumore d'antenna? È una grandezza fisica che misura il rumore ricevuto dall'antenna. Attenzione, non necessariamente soltanto
per rumore termico, anche per una qualunque altra fonte di rumore. Perché insomma si chiama temperatura di rumore? Appunto è una grandezza fisica che è stata introdotta così, si paragona il rumore ricevuto dall'antenna con il rumore che genererebbe una resistenza, sotto opportune ipotesi, messa al posto dell'antenna, portata ad una certa temperatura. Abbiamo detto, no, poiché i conduttori, insomma gli elettroni liberi dei conduttori generano rumore, anche una resistenza posta al posto dell'antenna genererebbe un rumore equivalente. E quindi diciamo, se per avere lo stesso rumore che noi riceviamo dall'antenna occorre una resistenza posta ad una certa temperatura, questa temperatura necessaria ad avere il rumore equivalente a quello che riceviamo noi è detta temperatura di rumore. E quindi, insomma, bisogna far sì che questa temperatura di rumore sia quanto più possibile bassa, vale a dire che bisogna ridurre tutte le fonti di rumore ricevute dall'antenna. Tra le varie fonti di rumore c'è anche il rumore termico generato dal suolo, perché tra l'altro ogni corpo posto ad una certa temperatura emette radiazioni elettromagnetiche. In fisica si parla di corpo nero. Questo vale anche per il suolo. E il rumore generato dal suolo è appunto sempre una forma di rumore termico. Come si riconosce il rumore termico generato dal suolo? Si riconosce dal fatto che quando noi utilizziamo un'antenna direttiva, a volte capita che puntandola verso il cielo si riceve meno rumore di quando la si punta sull'orizzonte. Quando accade questo, è molto probabile che si tratti di rumore termico ricevuto dal suolo. D'altra parte, però, anche dal cielo si può ricevere del rumore. Perché? Perché di solito l'angolo di apertura del fascio di un'antenna direttiva è più grande rispetto al piccolo angolo visuale con cui ci appare la Luna. Per tale motivo, diciamo, nell'angolo di apertura del fascio d'antenna finisce anche una zona di cielo adiacente alla Luna. Allora, se in tale zona di cielo sono presenti delle costellazioni con delle radiosorgenti, si riceve il rumore prodotto anche da queste radiosorgenti. Ed ecco che questa è un'altra causa che concorre ad aumentare il rumore ricevuto dall'antenna, e quindi è un altro fattore di cui tenere conto. Tra l'altro c'è un caso particolare di rumore ricevuto dal cielo, e che si verifica quando in cielo la distanza angolare tra la Luna e il Sole è piccola, cioè quando in cielo Luna e Sole ci appaiono vicini. Qua vediamo le fasi lunari in questa figura, e quando si verifica questa situazione? Quando la Luna è prossima alla fase di luna nuova. In tal caso, insomma, le emissioni radio provenienti dal Sole possono rendere difficile l'ascolto dei segnali ricevuti da collegamenti via EME. In particolare, Italia 1 ANP nel suo articolo ci dice che con il suo impianto di 4 antenne non riesce a ricevere i segnali dati da collegamenti via EME quando la distanza angolare tra la Luna e il Sole è inferiore ai 15 gradi. Un altro fattore molto importante da tenere presente nei collegamenti via EME è l'effetto Doppler. Che cos'è l'effetto Doppler? È il cambiamento di frequenza di un segnale dovuto al moto relativo tra la Terra e la Luna. Ogni volta che c'è, diciamo, una sorgente di onde di qualunque tipo e, diciamo, la sorgente e l'osservatore sono in moto relativo, diciamo, si ha un cambiamento della frequenza di queste onde. È esperienza comune, no? Per esempio, quando un treno, sentiamo il fischio del treno un po' più acuto quando il treno si avvicina e un po' meno acuto quando il treno si allontana, proprio perché cambia la frequenza delle onde sonore. Questo è il più classico degli esempi di effetto Doppler. L'effetto Doppler riguarda anche le onde radio. Allora, essendo Luna e Terra in moto relativo, lo osserviamo anche via radio. Per esempio, succede che noi trasmettiamo un segnale, non sentiamo il segnale di ritorno perché può aver cambiato leggermente frequenza. Dunque, che cosa c'è da dire?
Allora, intanto, rispetto all'effetto Doppler che si manifesta con i collegamenti via satellite, quello che si ha con i collegamenti via EME, a parità di frequenza impiegata, è nettamente minore. Perché? Perché la velocità relativa della Luna è inferiore rispetto a quella che si ha con i satelliti artificiali. Questo fenomeno vale maggiormente per i satelliti in orbita bassa, alcuni dei quali possono viaggiare a 7,5 km al secondo rispetto a noi. Per esempio, questa è la velocità della stazione spaziale, 7,5 km al secondo. La Luna invece ha una velocità orbitale media di 1,023 km al secondo, quindi insomma un valore molto più ridotto, e quindi l'effetto Doppler è minore. Quanto vale l'effetto Doppler nei collegamenti via EME? Allora, si ha uno slittamento di più o meno 300 Hz circa per i collegamenti nella banda dei 2 metri, 144 MHz, più o meno 30 kHz circa a 10 GHz. Un'altra cosa da dire è che ovviamente l'effetto Doppler è positivo, la frequenza del segnale aumenta quando la Luna si sta avvicinando a noi, e questo succede al sorgere della Luna. L'effetto Doppler diventa minimo quando la Luna è allo zenith, l'effetto Doppler diventa negativo, cioè la frequenza diminuisce quando la Luna si sta allontanando da noi, cioè al tramonto, al suo tramonto. Un altro fenomeno particolare che si verifica talvolta e può avere, diciamo, un risvolto positivo sull'esito di un collegamento via EME è il cosiddetto ground reflection gain, guadagno della riflessione di terra. È dovuto al fatto che i segnali diretti provenienti dalla Luna possono sommarsi con i segnali riflessi dal Sole. I segnali sommati si possono combinare in fase, dando luogo ad un incremento dell'intensità del segnale ricevuto, quindi dando luogo a un guadagno, appunto il guadagno della riflessione di terra, ground reflection gain. Allora, si osserva che fissata l'altezza dal suolo dell'antenna ricevente, qua in figura è indicata con H, questo fenomeno si verifica per un certo angolo alfa di elevazione che può avere la Luna. Quindi se la Luna ha il giusto angolo di elevazione alfa, che è anche l'angolo di elevazione dell'antenna, no? Perché noi puntiamo l'antenna verso la Luna, dicevo, quindi fissata H, se alfa è il giusto valore, se quest'angolo di elevazione è il giusto valore, come si vede in figura, come si vede geometricamente da questa figura, si può avere appunto la somma dei due segnali e quindi si può avere questo guadagno. In realtà però c'è da dire che l'angolo di elevazione che dà luogo a questo fenomeno non dipende soltanto dall'altezza dal suolo della nostra antenna, ma può dipendere, diciamo, influenzato anche dai lobi di radiazione dell'antenna. Questo è il motivo per cui in realtà poi si può osservare con più angoli, come dirò tra un istante. Quello che volevo dire, insomma, come prima cosa, è che è difficile osservare il guadagno di riflessione di terra quando la Luna ha un'elevazione maggiore di 10-12 gradi, quindi è un fenomeno che si manifesta con angoli di elevazione bassi. Dicevo che tale fenomeno si può avere per più angoli di elevazione. Per esempio, un radioamatore americano, W2RS, descrive il fatto che con la sua antenna a 9 metri di altezza osserva due angoli di elevazione della Luna, per cui egli nota un incremento dell'intensità del segnale, quindi un guadagno della riflessione di terra. Egli la osserva a 3,5 gradi di elevazione e a 10,5 gradi. Però, insomma, quando si verifica questo fenomeno per più angoli, il guadagno che si ha con l'angolo più basso è maggiore, quindi comunque questo fenomeno è più favorevole quando si manifesta con gli angoli più bassi. Ora, diciamo che se il suolo riflettesse perfettamente i segnali, si potrebbero avere dei guadagni di 6 dB, in teoria, 6 dB teorici. Perché? Perché praticamente, diciamo così, il campo elettrico delle onde elettromagnetiche si somma due volte, diciamo, raddoppia,
e quindi praticamente le tensioni raddoppiano, la potenza che come dipende dal quadrato delle tensioni si quadruplica. Questo corrisponde ad un incremento di 6 dB, quindi idealmente si potrebbero avere insomma 6 dB di guadagno. Nella pratica non succede così, diciamo che nelle condizioni più favorevoli, cioè di radiamatori che per esempio si trovano nelle campagne o alle periferie delle città, vengono osservati dei guadagni di 3-5 dB. Un'altra cosa, insomma, da dire è che si osserva che il ground reflection gain decresce con la lunghezza d'onda. Passiamo adesso a un altro particolare fenomeno che interessa i collegamenti via EME, il cosiddetto IMI Libration Fading. Noi italiani lo chiamiamo QSB di librazione. Allora, in che cosa consiste lo si comprende già dal nome, no? Per fading si intendono delle variazioni rapide di intensità del segnale. Del resto nel codice Q usato dai radiamatori, no? Il QSB appunto fa intendere proprio variazioni di intensità del segnale. E precisamente si tratta di rapide variazioni del segnale di circa più o meno 10 dB, cioè rispetto al segnale che si avrebbe se non ci fosse, rispetto all'intensità del segnale che si avrebbe se non ci fosse questo fenomeno, si hanno alternativamente dei picchi, cioè di aumenti di intensità del segnale di più 10 dB e insomma dei decrementi di meno 10 dB, solo che avvengono molto rapidamente. Allora, molto probabilmente questo fenomeno, a dispetto del nome, non è correlato con la librazione intesa in senso astronomico. In astronomia per la Luna si considerano 3 fenomeni di librazione, detti librazione in latitudine, librazione in longitudine e librazione diurna. Però sono fenomeni che avvengono su scala temporale diversa, quindi insomma probabilmente non c'è correlazione. Questo fenomeno più probabilmente è legato ad una combinazione del movimento relativo Terra-Luna con un'interferenza da percorso multiplo, e quindi si tratta di riflessioni multiple, dovuta all'irregolarità della superficie lunare. Molto probabilmente questi due aspetti si combinano insieme e determinano questo fenomeno di rapide variazioni dell'intensità del segnale. La velocità con cui si susseguono questi incrementi e decrementi dell'intensità del segnale aumenta con la frequenza. Di conseguenza la loro durata e il tempo che intercorre tra di essi diminuisce all'aumentare della frequenza. Tant'è vero che si parla di un secondo o meno a 432 MHz, 4-5 secondi a 144 MHz. Per tale motivo, per gli operatori, la librazione a 432 MHz è un fenomeno molto negativo, perché le variazioni sono troppo rapide e questo QSB dà fastidio. Invece a 144 MHz paradossalmente può essere un fenomeno positivo, perché sfruttando i 4-5 secondi di picco in cui il segnale è più forte, in questo lasso di tempo ci si riesce a scambiare i nominativi e i rapporti, per cui paradossalmente a 144 MHz può essere un fenomeno positivo. C'è da dire poi che il QSB di librazione risulta minimo al sorgere e al tramontare della Luna, invece risulta massimo quando la Luna è allo zenith. Un altro fenomeno ancora che si osserva nei collegamenti via EME è il cambiamento di polarizzazione del segnale ricevuto rispetto a quando è stato trasmesso. Cioè, se una stazione invia un segnale, dopo la riflessione sulla Luna, quando ritorna a Terra, il segnale presenta una polarizzazione diversa da quella di prima. Questo fenomeno è dovuto all'attraversamento da parte del segnale dell'atmosfera terrestre, che determina questa variazione di polarizzazione. C'è da dire che i valori che assumono queste variazioni di polarizzazione cambiano molto più lentamente rispetto al traffico satellitare. Sempre per il valore minore della velocità relativa, abbiamo detto anche prima, no? Che i satelliti artificiali hanno una velocità relativa superiore a quella che ha la Luna, e quindi queste variazioni sono più lente.
Per esempio, a volte con i satelliti artificiali, mentre si sta facendo un collegamento, molto velocemente si osserva che insomma il segnale cambia polarizzazione e una stazione che prima si stava ascoltando, un satellite che prima si stava ascoltando, non lo si ascolta più. No, con i collegamenti via AM non è così. Questi cambiamenti possono durare mezz'ora, per esempio, o più. Per esempio, magari si ascoltava una stazione, la si perde per mezz'ora e poi dopo la si riprende ad ascoltare. Quindi, appunto, questi cambiamenti sono decisamente più lenti rispetto a quanto avviene con i satelliti artificiali. Qui c'è una tabella che mostra l'attenuazione in dB a seconda della differenza di polarizzazione. Cioè, praticamente, se io ho un'antenna polarizzata linearmente in una certa direzione e giunge un segnale che ha una polarizzazione che differisce rispetto alla polarizzazione della mia antenna, si ha una determinata perdita in dB. Cioè, sia la formula generale, se insomma la differenza di polarizzazione è di un angolo alfa, qui è riportata la formula generale, oppure per i valori tipici di alfa, 0 gradi, per esempio a 0 gradi ovviamente significa che l'antenna e il segnale hanno la stessa polarizzazione, non c'è differenza, quindi non c'è attenuazione. A 10 gradi, con una differenza di polarizzazione di 10 gradi, si ha un'attenuazione di 0,13 dB, a 80 gradi 15,2 dB, se la differenza di polarizzazione è 90 gradi, si ha una perdita, un'attenuazione infinita, cioè praticamente il segnale si annulla proprio. In realtà non è esattamente così, insomma, grosso modo si hanno 20 dB o più nella pratica, perché poi le antenne non hanno uno spessore nullo, anche nell'altra direzione, insomma, c'è comunque un minimo spessore, e poi il comportamento delle antenne non è mai quello ideale teorico. Quindi, insomma, questi sono i valori teorici che si hanno, ma poi delle attenuazioni, ma poi insomma nella pratica non è esattamente così. Comunque la cosa essenziale è che se la polarizzazione differisce di 90 gradi, tanto per dire, io sto ricevendo in polarizzazione orizzontale, mi arriva un segnale in polarizzazione verticale, in teoria non dovrei ricevere proprio più nulla e dovrei avere un'attenuazione infinita. Si riceve lo stesso, ma comunque l'attenuazione è davvero notevole e nella maggior parte dei casi questo rende insomma un collegamento non praticabile. Bene, quali sono i modi operativi o modi di emissione impiegati per i collegamenti via AM? Allora, si adoperano o modi digitali, per esempio il GT65 con il software VSGT, oppure spesso si adopera il CW, la telegrafia. Con questi modi operativi sono modi che hanno un'elevata efficienza spettrale, cioè praticamente consentono di concentrare tutta la potenza in una piccola fetta di banda, con una piccola larghezza di banda, e questo è vantaggioso ai fini della ricezione, perché mentre il rumore è sparpagliato su tutte le frequenze, stringendo il filtro in ricezione, se il segnale ha una piccola larghezza di banda, appunto noi riduciamo il rumore e prendiamo soltanto il segnale utile. E questa cosa, quando si ha a che fare con segnali molto deboli, come accade con i collegamenti via AM, è davvero fondamentale. Per questo tutti i modi operativi che concentrano la potenza in una piccola fetta di banda sono molto vantaggiosi. Allora, occupiamoci in particolare del CW, della telegrafia. Di solito si trasmette ad una velocità compresa tra 15 e 50 caratteri al minuto. Perché? Perché se si va troppo veloci, poiché i segnali sono deboli, molto spesso la decodifica diventa difficoltosa. Se invece i segnali sono troppo lenti, accade questo. A causa del fading di cui abbiamo parlato, può succedere che una linea troppo lunga possa sembrare una successione di punti, e questo pure dà luogo a incomprensibilità. Ecco perché viene consigliata una velocità compresa tra 15 e 50 caratteri al minuto. Per dare i rapporti si utilizza un codice diverso dal normale codice RST che si usa in telegrafia. Perché i segnali via AM sono sempre molto deboli, allora ci si è dovuti adeguare. E il codice che si utilizza è detto codice TMO, comprende le seguenti, adopera le seguenti lettere. Allora, T sta a indicare un segnale incomprensibile, M è un segnale comprensibile a tratti,
o un segnale comprensibile. R significa nominativi e rapporti ricevuti e si adopera sempre SK per indicare la fine del collegamento. Per concludere, diciamo che ci sono due procedure per effettuare QSO via EME. C'è la procedura SCHED o per appuntamento e la procedura random che è casuale. Cioè, che significa? Nella procedura SCHED due stazioni concordano precedentemente l'ora del collegamento, la frequenza e poi chi sarà il primo a chiamare. Di solito la stazione che si trova più a est. Nella modalità random invece semplicemente può capitare che c'è una stazione che fa CQ, fa chiamata e insomma le si può rispondere. Per quanto riguarda i QSO via appuntamento, per appuntamento, allora come dicevo solitamente chiama per prima la stazione che si trova più a est. Il collegamento inizia quando scatta un'ora esatta, per esempio può iniziare alle 15 UTC, alle 16.00 UTC, alle 17.00 UTC, eccetera eccetera. E si alternano i passaggi delle due stazioni che durano 2 minuti a 144 MHz, 2 minuti a 30 secondi a 432 MHz. Per esempio, inizia la prima stazione che fa chiamata dalle 15 alle 15.02 UTC, l'altra invece procede nel suo passaggio dalle 15.02 alle 15.04 UTC e così via. Questo vale a 144 MHz, invece, appunto, come dicevo, i passaggi durano 2 minuti e mezzo, 2 minuti e 30 secondi a 432 MHz. Solitamente il QSO dura 30 minuti, quindi mezz'ora, ma può subire degli allungamenti se necessario, insomma, per farlo, per il suo completamento. Per i QSO con la procedura random, invece, può capitare che i passaggi durino un solo minuto. Amici, io con questo ho terminato, grazie di essere stati per queste 2 ore in mia compagnia e grazie per l'attenzione. A presto!